serramenti. Qua abbiamo tutto il magazzino con gli scaffali, con le varie verghe, quello che ci serve. Queste macchine servono per, noi siccome lavoriamo anche le lamiere, facciamo lamierati, pieghiamo. Qua abbiamo la tagliatrice e la piegatrice. Il sistema di lavoro è questo: arriva il camion, scarica un alluminio. Lì abbiamo le macchine dove tagliamo i pezzi, li tagliamo a varie misure, secondo il disegno, secondo la lavorazione che dobbiamo fare. Io sono 38 anni praticamente che sono qua, quindi qualcosa dentro ti rimane, insomma, e quando ti manca è dura. La sinergia che si è formata tra i lavoratori, i soci, la Lega delle Cooperative, il sindacato nella FICTEM CGIL e anche alcune istituzioni, devo dire che è stato questo mix in cui tutti insieme abbiamo lavorato per un obiettivo comune che ha portato a questo risultato. Ho vissuta anche con molti pensieri, perché quando abbiamo percorso tutto i soliti purtroppo terreni che sono quelli della disperazione, ovviamente tu come sindacato ti trovi a gestire famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, con tutte le problematiche che poi comportano, con persone che vengono a chiederti sempre qualcosa, e ovviamente tu devi stargli vicino, perché poi alla fine l'aspetto umano è quello che conta, e tu devi stargli vicino. Quello che tocca di più, anche perché ho conosciuto queste persone e quindi sono diventate degli amici, è il fatto di aver salvato delle persone. So purtroppo per altre esperienze che molte altre famiglie non hanno avuto la possibilità di ripartire col lavoro e oggi sono disperate a casa, senza lavoro, con tutte le conseguenze. Volevo ringraziare la Lega Cooperative e CGIL e i sindacati, perché la leggenda, l'adagio comune è che sono una complicazione degli affari semplici. La verità è che noi abbiamo fatto un grande lavoro in moltissime occasioni, non solo con Berti, e penso che questo sia anche il significato che da soli si fa prima, assieme si fa molta più strada. La verità è che la sfida aziendale, imprenditoriale ogni giorno non viene vissuta solo dall'imprenditore, solo dal signor Berti della situazione, ma anche da tutti i lavoratori. Per chi non avesse capito, lo dico anche a beneficio di chi domani leggerà la stampa o questa sera vedrà i telegiornali, spiegate bene ai cittadini che qui 22 lavoratori ci hanno messo del proprio, ci hanno messo il rischio personale, ci hanno messo risorse proprie e sono di fatto diventati imprenditori di se stessi. Adesso si è aperto il cancello e adesso cominciamo a camminare. Sono tante le realtà, tantissime, che mi scorrono nella mente, nella memoria quando penso alle difficoltà. Qui quel giorno, che era una assolata giornata di agosto, con l'unità di crisi, abbiamo visto questo signore qui che argomentava con una forza e una determinazione per dire che questa era un'azienda che aveva ancora dei clienti, che c'era gente che ci credeva, che sì, c'erano dei problemi grandissimi legati alla parte finanziaria, ma che c'era speranza. Io l'ho detto, da soli si fa prima, assieme si fa più strade. I miei complimenti a Lega Coop, ai sindacati, in questo caso CGIL, ma posso dire che anche gli altri sindacati in altre occasioni sono sempre presenti. Direi che però assieme si fa molta più strada e oggi è una dimostrazione. 22 lavoratori che decidono di dar vita a una società cooperativa e di fatto rilevare l'azienda dal vecchio datore di lavoro, anche se a seguito di un fallimento, è una cosa unica. E ogni volta che rinasce un'azienda per noi vuol dire è un successo. Ringrazio veramente tutti, il Presidente lo diceva prima, questo è un concorso di azioni da
un po' da parte di tutti, delle istituzioni, dei lavoratori, i sindacati, la nostra associazione, gli istituti di credito, gli strumenti finanziari di Lega Coop, insomma tutti insieme a un concorso. Io ho seguito tutta l'avvertenza dall'inizio, devo dire che ho trovato delle persone, dei lavoratori con grande caparbietà che sono riusciti a prendere in mano quello che sembrava essere una delle tante avventure purtroppo negative che io seguo, insieme anche ai colleghi che seguono a livello istituzionale oggi la crisi che sta portando a tantissimi posti di lavoro in meno, con delle grandi difficoltà che diventano sempre più difficili da gestire. Questa è stata un'avventura importante per me a livello personale e a livello professionale. Mi ha permesso di conoscere quelle che sono le possibilità, se c'è una sinergia da parte delle istituzioni, da parte del sindacato, in questo caso da parte delle Lega Cooperative. Ho incontrato delle persone in gamba veramente competenti che sono riusciti a traguardare questo risultato. Quindi io, più di fare gli auguri ai lavoratori, a questi 21 soci che si sono messi in discussione, non posso fare, e speriamo insomma che poi la cosa vada bene e che si possa questa esperienza in qualche modo portarla anche in altre aziende che hanno le stesse difficoltà. Ringrazio tutti.